un'osteria. Di Candida de Piave ci sta un'osteria, un'osteria. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Là c'è da bere e da mangiare, un bel letto da riposare. Cari amici e cari amiche, vi siete mai trovati in una situazione da non sapere cosa fare un gruppo di amici alla sera o anche a mezzogiorno? E cosa dite fra di voi? Fene che? E allora ecco perché mi sono rivolto alla Roberta. Buongiorno. Perché mi sono rivolto a Roberta Fene che, e lo vediamo qui dietro di te, è un locale straordinario, un locale dove si può trovare dal piatto straordinario di cucina al cicchettino. Mi vuoi raccontare un attimo? Sì, l'idea nostra è proprio quella di voler essere un ibrido, quindi sia su una parte aperitivo con dei prodotti locali, sia sulla parte diciamo della parte culinaria con un prodotto di cicchetteria che rispecchia la tradizione nostra veneta e un prodotto di cucina che si espande tra primi e secondi, sempre mantenendo un'idea di tradizione di quello che è il nostro Veneto e la conoscenza che ci hanno passato i nostri nonni, i nostri genitori. Proprio è quello il senso. Senti che bello. Ma anche a me è capitato qualche volta di dire Fene che adesso. E sarà capitato anche a te, anche ai tuoi amici. Sì, certo. Intanto buongiorno a tutti quanti ci ascoltano e ci guardano. E sicuramente Fene che è una delle domande che ci poniamo spesso, no? E qui Fene che c'è anche il locale che risponde a questa domanda. È favoloso perché Fene che viene sempre in mente questo locale. Chissà perché, ma proprio perché è un nome azzeccato. È un nome che attrae, Fene che stasera, Fene che in qua. E con la compagnia si sa dove andare e troviamo la Roberta, troviamo con la sua grande organizzazione. Io devo dire che ho conosciuto in Roberta un'imprenditrice veramente esaltante. Ci sono poche donne e ne ho incontrate imprenditrici, ma Roberta è veramente un'imprenditrice straordinaria. Lei segue tutta la sua azienda, segue l'amministrazione, che è la cosa importantissima. Brava Roberta, sei veramente brava. Grazie. Allora, che cosa dite? Che cosa ci puoi presentare? Beh, possiamo mangiare qualcosa tutti insieme. Possiamo farla preparare? Certo, E allora assolutamente. chiamiamo Emanuele Assolutamente a preparare la nostra tartare faemi. Allora andiamo a presentare questa tartare che noi chiamiamo faemi, diciamo come si faceva una volta, che non è scritta nel nostro menù perché la vendiamo direttamente al tavolo con i clienti. Quindi qua abbiamo una fassona piemontese 180 grammi e i classici ingredienti della tartare come si faceva una volta che presentiamo al tavolo in modo che sia un momento da passare conviviale col cliente dove si può parlare e ridere, scherzare e scegliere gli ingredienti che possono piacere o non piacere a seconda appunto della scelta del cliente. Lo presentiamo anche con poi burro e pane caldo, quindi insomma un bel piatto unico, una bella tartara, ecco insomma. Emulsione di limone, sale e pepe con l'olio. Tabasco, un po' di Worcester,
olive taggiasche, un po' di acciughe, cipolla di tropea, capperi, cetriolo che in pochi usano ma diamo un po' di colore, croccantezza e freschezza, il tuorlo d'uovo, e infine un po' di senape che va ad amalgamare il tutto. E questa è la nostra tartare fai mi del Fenechè. Buongiorno Emanuele. Buongiorno. Buongiorno. Ma che grande cosa che hai portato. Guarda, veramente sei di una professionalità straordinaria. Ho visto come hai preparato la tartare, veramente. Io, guarda, ti meriti ancora un applauso. Bravo. Veramente bravo, Grazie, veramente bravo. Del burro, Ecco, pane caldo, mamma perché le mia. cose vanno fatte bene, se no meglio non farle. ma certo. Ecco, e allora proviamo ad assaggiare. Ma è senz'altro qualcosa di straordinario. Sai, È sono buona. abituato a tastare in maniera lenta, perché solo così senti il gusto, ma è qualcosa di straordinario, veramente, veramente buono, veramente buono. Pensa noi ogni volta che dobbiamo portare fuori i piatti e ci passano davanti tutte queste meraviglie. È un problema. E allora, noi abbiamo assaggiato la tartare e adesso che cosa ci puoi presentare? Adesso possiamo andare sulla parte di cicchetteria, presentando 3 prodotti a base pesce, anche un po' per cambiare il gusto. E possiamo andare su una polpetta di tonno. Tutte le polpette le facciamo noi in casa, come si faceva una volta, come il 90% di tutte le preparazioni. Dopodiché andremo su un crostino con il baccalà mantecato, l'acciuga e un pomodorino confit messo sopra. E per ultimo lasceremo il nostro Blu 61. Collaboriamo con questa azienda che è di Camalò, di Treviso, che si chiama Carpenedo e fa questo erborinato molto particolare che viene affinato in botti di raboso e di frutti rossi. Noi ci abbiamo aggiunto una postilla con un'alice marinata per dare un po' di acidità e anche i titolari l'hanno assaggiato di Carpenedo e hanno riscontrato che effettivamente ci sta proprio bene. Andiamo ad assaggiare. Perfetto. Io prendo questo, voglio vedere, voglio sentire, deve essere qualcosa di straordinario, veramente anche questo. Quell'acciughina che c'è sopra. Devo andare piano perché di solito sono un pasticcione, perché quando vedo il cibo io divento matto. Guarda. Veramente bravi, veramente bravi. Io direi che se noi... Io torno anche stasera, Va bene, ok. torno anche domani. Ti aspettiamo. Torno anche dopo domani. Ragazzi, vedete che quando si gusta, quando si va in qualche posto di grande professionalità come questo, non si può non tornare. E il Fenechè, lo vuoi dire dov'è? Appena fuori l'autostrada. Sì, è molto comodo. Comodissimo. Lo vedete? Scritto Fenechè. Ok, vi aspettiamo. Grazie. Adesso, Il pit in teccia. e colpiti in tecce, Ci abbiniamo vin un che buon va? rosso, un bel rosso. che è il... Noi non abbiamo Cabernet. parlato. Non abbiamo parlato dei nostri sponsor.
I nostri sponsor sono le Manzane e i Bibanesi, Molto buoni. perché ci seguono, perché sono ditte d'eccellenza e noi quando andiamo a fare delle riprese in aziende importanti, vero Claudio, usiamo i loro prodotti. E per il Pit in Tecia, le Manzane ci hanno consigliato, anzi ce l'hai consigliato a te a dire la verità, il Caberlò. E allora vediamo, sentiamo le Manzane che ci spiegherà che cos'è, perché si abbina al Pit in Tecia il loro vino. Ciao Bruno, ciao a tutti. Con questa fantastica prelibatezza io ci abbinerei un Caberlò, un nome di fantasia che sta ad indicare un uvaggio bordolese. Qui troviamo un 50% di Cabernet Franc e un 50% di Merlot. Il Cabernet Franc nella zona del Conegliano Valdobbiadene ha delle note particolari, sono molto erbacee e vegetali, e il 50% di Merlot va un po' ad ammorbidire queste note. Quindi si tratta di un vino di facile beva, perfetto in accompagnamento con carni bianche. Quindi non vi resta altro che abbinarlo e provare questo fantastico piatto e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ecco, noi adesso dovremmo assaggiare questo ben di Dio, perché lo chiamiamo ben di Dio, ma Claudio, tu versa il Caberlò, perché così... Io oggi faccio da sommelier. Tu fai da sommelier, ma sei anche bravo, basta, perché poi ci ubriachiamo. Qui vai, che no, un dito. Basta, grazie. Allora, io voglio essere servito da Roberta. Roberta, un pezzettino e poi... Hai preferenze? No, guarda, il Pit in Tecia, tutto quel che te me dà è buono. Tutto quel che te me dà, do patatine. Un po' di sughetto. Ecco, fate anche voi, Voilà. che io aspetto voi, Grazie. aspetto voi, non è... Non ci aspetti in realtà. Non mi viene da aspettarmi tanto. Senti che profumo, senti che roba, senti che... Guarda che roba, guarda, te lo faccio vedere, lo vedi? Ecco, e adesso ragazzi, buon appetito, e io lo voglio proprio... Io direi che qualcosa di eccezionale, ragazzi, voi che state lì a guardare, non aspettate tanto, venite al Fenechè perché cibi così straordinari non si trovano facilmente. E questi arrivano direttamente da una ricetta dei nonni di uno dei nostri chef, che è Daniele, e avevano una trattoria qualche anno fa e lui ha preso le vecchie ricette di sua nonna e le ha portate qua, quindi questo fa parte proprio della tradizione, quello che noi ogni giorno cerchiamo di trasmettere al cliente. Claudio, cosa dici? Ma Bruno, io penso che locali come questo siano importanti al di là dell'aspetto enogastronomico che abbiamo visto finora, ma siano particolarmente importanti anche da un punto di vista culturale, perché un locale come questo rappresenta l'evoluzione moderna, diciamo così, della tradizionale osteria Di aggregazione. dei nostri territori, certo. Luoghi di aggregazione, luoghi di incontro, luoghi di confronto e portare avanti, pur in un ambiente più moderno, più attuale, questa idea, questa cultura dell'aggregazione e del confronto e dell'incontro sia particolarmente importante e da conservare. No? Grazie. Ecco, allora ringraziamo Roberta. Grazie a voi. Guarda Roberta, sei stata eccezionale in tutto. Io non mi aspettavo un'accoglienza e una cosa del genere. Complimenti, e farò di tutto per tornare anche stasera. Devo tornare, venite qui che si sta benissimo. Ciao a tutti, ciao ragazzi, arrivederci Grazie. la prossima settimana.